Per promuovere le eccellenze del territorio e fare da preludio ad una delle manifestazioni fieristiche più attese a Verona all'interno del panorama di interesse internazionale, ci hanno pensato in Valpolicella, dove già si respira l'atmosfera da vigilia di grande evento. Il Vinitaly 2018 si preannuncia ricco di appuntamenti e degustazioni sia all'interno dell'ente fiera per gli operatori del settore, sia nelle piazze di Verona e nei borghi di Valeggio, Bardolino e Soave per gli appassionati del vino. Presidente, quali sono le novità di questa nuova edizione del Vinitaly? Sarà il 52esimo, un Vinitaly soprattutto proiettato ai mercati, ma anche al concetto di sostenibilità, perché ormai il prodotto vino è fortemente ancorato al rispetto dell'ambiente, al rispetto del sociale, delle persone che vivono intorno a questa produzione, per far sì che dentro la bottiglia ci sia un mondo che sa rispettare le regole e nello stesso tempo chiede che vengano rispettate da coloro che fanno concorrenze sleali. Riflettori puntati su Verona e sul Veneto, in una manifestazione che coinvolge 4.300 espositori di vini da 33 paesi e oltre 130.000 visitatori attesi. L'entusiasmo si respira proprio tra i produttori locali, che si preparano alla kermesse con convegni a tema sulle novità che attraversano il settore. Anche la cooperazione gioca un ruolo fondamentale. Presidente, un evento curato da Valpolicella Benaco Banca che porta alla ribalta i valori di questo territorio. Sì, porta alla ribalta i valori del territorio e vuole appunto diffondere la cultura che questo territorio esprime, in quanto io dico sempre che di vino buono nel mondo se ne produce tanto. Allora o questo lo tipicizziamo legandolo al suo territorio, alla sua storia, alla sua geografia, oppure diventa un ottimo vino però che si confonde con altri ottimi vini. Bisogna che cresca la capacità di lavorare insieme, di operare insieme. Siamo in una cantina sociale, questo è un bel segnale ed è un'ottima cantina che sta sul mercato in maniera egregia. Io rappresento una banca di credito cooperativo che è nata in Valpolicella, quindi dei segnali importanti di capacità di lavorare insieme ci sono. La nostra cantina nasce nel 1933 come tante cantine cooperative del Veneto, però con un imprinting dedicato direttamente a servire la bottiglia. Noi abbiamo il primo nostro importante conquista, l'abbiamo fatta perché qui è nato il nome dell'Amarone. Abbiamo la prima bottiglia Amarone 1936, quando la denominazione è diventata DOC nel 1968, 30 anni prima. Dopo 30 anni la cantina ha donato questo suo marchio d'impresa a tutta la denominazione ed oggi, ed è un successo non solo nostro ma di un'intera denominazione che raggruppa 8.000 ettari per un valore stimato dal Consorzio Tutela di circa 300 milioni di euro. Per produrre vino ci vuole anche uno spirito giusto, lo spirito vostro è quello della cooperativa. Sì, cooperativa per noi vuol dire 230 viticoltori che assieme conferiscono uva guidati da un nostro staff tecnico, quindi uno staff che porta uve di alta qualità per poter affrontare i mercati di tutto il mondo con una competitività che da soli non sarebbero in grado di fare. Tante piccole aziende sarebbero perdenti in un mercato così globale e così importante. Assieme possono avere non solo un grande reddito ma anche una riconoscibilità importante, soprattutto il reddito che noi produciamo lo devolviamo ai nostri viticoltori che lo investono nell'abbellimento del territorio, nei terrazzamenti, in questa Valpolicella che negli ultimi 50 anni si è trasformata, sembra oggi un patrimonio dell'UNESCO ed è questo che adesso come consorzio stiamo chiedendo. La rassegna fieristica, che si aprirà il 15 aprile a Verona, rilancia l'obiettivo di incremento delle vendite estere con margini di crescita interessanti in molti paesi e valorizzazione della componente femminile. Per una veronese, come si vive la vigilia del Vinitaly? Allora, noi abbiamo una piccola azienda a conduzione familiare nel cuore della Valpolicella classica, Negrar,
Devo dire che siamo emozionati, non vediamo l'ora di iniziare la 52esima edizione di Vinitaly. Perché? Perché Vinitaly non è solo una fiera di vino e di olio, e Vinitaly è molto di più. Quest'anno noi parteciperemo infatti anche a Vinitaly and the City, che è una manifestazione, un fuorisalone, dove noi produttori avremo la possibilità di promuovere le nostre eccellenze all'interno delle piazze più belle di Verona. Io poi faccio parte del gruppo delle donne impresa della Coldiretti, quindi è una rete importante e tra noi donne ci aiutiamo, parliamo, organizziamo dei convegni, cerchiamo anche di affrontare quelle che sono le problematiche del settore. Il vino, ancora una volta, si conferma incrocio di cultura, di lavoro, di innovazione e futuro.